La professoressa Valentina Guarnieri dirige l'Oncologia Medica 2 dello IOV a Padova, una delle strutture di eccellenza a livello internazionale e fra le più importanti ovviamente in Veneto. Professoressa Guarnieri, qual è l'esperienza in Veneto nell'utilizzo dei test genomici? Allora, devo dire che già dalla edizione dell'ultimo aggiornamento del PDTA della mammella in Regione Veneto abbiamo introdotto, non appena appunto passata la rimborsabilità, la necessità di integrare la diagnosi dei tumori mammari per quelle pazienti per cui ci sono appunto i criteri di rimborsabilità con i test genomici. E devo dire che quindi già questo primo passo a livello regionale ha voluto dire un cambiamento culturale nell'ambito delle breast unit, perché se fino a poco tempo fa purtroppo anche a fronte di dati e di evidenze del ruolo sia prognostico che predittivo dell'efficacia della chemioterapia di questi test, non potevamo averli disponibili, quindi abbiamo dovuto, diciamo, per qualche anno colmare il gap tra i dati e la disponibilità clinica di questi test. Quindi sfruttando al massimo le possibilità diagnostiche della diagnostica classica, abbiamo dovuto un po' rivedere anche i nostri percorsi, perché ovviamente si tratta di aggiungere un test che quindi richiede dei tempi aggiuntivi, tempi che però sono assolutamente giustificati rispetto alle informazioni aggiuntive che, sempre ripeto, non si va al di là di quello, non si va oltre a quella che è la diagnostica classica che rimane essenziale, abbiamo degli strumenti per personalizzare la terapia adiuvante. E non è stato facilissimo all'inizio perché ovviamente si tratta di acquistare dei test, quindi ci è voluto un pochino di insistenza, però devo dire che ad oggi questi test sono assolutamente disponibili per tutte le breast unit, per tutte le situazioni che ovviamente incontrano i criteri della rimborsabilità, che sono anche quelli che ne valorizzano al massimo l'utilità a scopo della decisione terapeutica. E devo dire che a fronte di questi sono ovviamente all'inizio è stata un po' una novità per molti di noi, però devo dire che oggi ci sono veramente delle situazioni in cui prendere una decisione in assenza del test vuol dire perdere delle informazioni importanti dal punto di vista proprio della scelta della strategia più appropriata. Quindi, avendo la disponibilità, trovo importante proprio stressare e ricordare il fatto che questi test aggiungono delle informazioni di cui personalmente non credo di poter più fare a meno, perché effettivamente la decisione, pur condivisa con la paziente, viene presa su, diciamo, un pezzo, un'informazione aggiuntiva che davvero ci aiuta a lavorare meglio. Quanto è importante per la paziente poter avere accesso a questi test, evidentemente se eleggibile, anche dal punto di vista psicologico? Sappiamo che la chemioterapia, la parola stessa, fa ancora molto paura. Sì, questo è un aspetto molto importante perché fondamentalmente quando noi discutiamo della chemioterapia con i pazienti ci basiamo sempre sul ragionamento abbastanza teorico, perché noi ci basiamo sul livello di rischio e noi diciamo il tuo rischio è tale e pensiamo che con la chemioterapia si possa ridurre di un tot questo rischio. E la disponibilità di questi test ci permette di stimare in maniera più precisa il valore aggiuntivo della chemioterapia, o meglio, ci permette in certi casi di poter decidere che la chemioterapia non sia necessaria. E questo sicuramente è molto importante perché in entrambe le situazioni, perché l'esito del test può anche dare un rischio alto e quindi aumentare la consapevolezza della necessità della chemioterapia. Io credo che sia estremamente utile perché appunto è un parametro aggiuntivo sulla base del quale noi è come avere un altro pezzo di esame istologico, e quindi questo effettivamente rende più confidenti anche noi, perché a volte noi dobbiamo fare i conti con il livello appunto di incertezza. Qui siamo nel regime adiuvante, quindi stiamo lavorando per prevenire una recidiva, non stiamo trattando una malattia clinicamente evidente,
E quindi di fronte a questo tipo di ragionamento che affrontiamo con la paziente, questa informazione ci fa essere più confidenti in un senso o in un altro, ci rassicura laddove possiamo non fare la chemioterapia, che effettivamente rimane ancora l'aspetto più temuto nel post, diciamo, operatorio, quindi una paziente quando ha avuto una diagnosi di tumore alla mammella fa l'intervento chirurgico, poi quando vengono in ambulatorio la prima domanda che si pongono, ma devo anche fare la chemioterapia? Perché effettivamente è la parte sicuramente più temuta e anche che effettivamente può avere i maggiori rischi di effetti collaterali. E quindi devo dire che sia in un senso che in un altro, quindi questi test ci possono supportare la paziente in una decisione più consapevole rispetto a quale sia il percorso di cura più appropriato. Anche perché ormai, professoressa, i dati della letteratura, i lavori presentati anche a San Antonio, all'ASCO, pubblicati su riviste importanti, certificano ormai l'assoluta serietà e autorevolezza scientifica di questi test. Sì, assolutamente. Ormai abbiamo dei dati con follow-up estremamente lunghi che confermano le osservazioni iniziali, quindi diciamo che l'evidenza ormai la possiamo considerare assolutamente solida. Certo, poi ci va a declinare questa evidenza scientifica nella nostra pratica clinica e quindi poi l'adattamento alle varie situazioni della singola paziente, ma questo è un lavoro che già ormai facciamo per tutto, per quanto riguarda tutti i nuovi farmaci, i nuovi trattamenti, nuove strategie. E però devo dire che la comunità scientifica oramai devo dire che è assolutamente rassicurata della solidità. Questo è un dato che ormai gli studi hanno un follow-up talmente lungo che non cambierà assolutamente più. Quindi tutto sta poi farne, declinarne l'utilizzo in quella che poi sono le realtà locali, che ovviamente poi hanno delle variabilità rispetto appunto al tipo di paziente, al paziente con o senza comorbidità, situazioni specifiche, livelli di rischio diversi, percezione del livello di rischio diverso e poi non ci dimentichiamo che il risultato di questi test non è bianco o nero, che è o sì no, tante volte il test ti conferma quella situazione di area di grigio dove non si può escludere un beneficio e lì poi sta a noi riuscire a trasmettere alla paziente qual è l'esito di questo test e come possiamo utilizzarlo comunque per dare l'indicazione che sia il più possibile vicina alle aspettative delle pazienti, al suo livello di rischio e anche a quanto la singola paziente è disposta a mettere in gioco in termini di effetti collaterali rispetto al beneficio atteso dei trattamenti adiuvanti. Questo è importante, una battuta finale, professoressa, non c'è dubbio che la qualità di vita entra prepotentemente anche nella pratica clinica, sempre più studi clinici anche lo pongono come un endpoint rilevante. Ecco, il tema della qualità di vita è importante oggi anche grazie al fatto che oggi esiste un armamentario terapeutico importante e si può sempre più personalizzare la terapia per ogni paziente. È così, professoressa? Sì, la qualità di vita devo dire che ormai sta diventando l'aspetto preponderante, anche perché ricordiamoci che spesso noi ci troviamo di fronte a magari alternative terapeutiche molto simili tra di loro in termini di efficacia e quindi è certo che molto conta quanto queste impattano sulla qualità di vita, quindi l'obiettivo preservare qualità di vita sta diventando dominante sia nel contesto della malattia avanzata che anche nel contesto della malattia precoce, quindi è chiaro che tutto ciò che ehm, rende, che aumenta il grado di fiducia della paziente nel programma proposto, aumenta la capacità della paziente di rimanere anche aderente a un trattamento, perché è chiaro che un trattamento su cui c'è un'incertezza nell'efficacia sicuramente può avere più problematiche rispetto appunto a come poi la paziente interpreta e vive gli effetti collaterali, quindi fondamentalmente possiamo dire che diventa un aspetto che non può essere più secondario anche nei nostri studi, quello di andare a valutare come impattano questi trattamenti sul contesto, poi la qualità di vita di fatto misura come la paziente vive la malattia, i trattamenti, gli effetti collaterali, la diagnosi e quindi diventa sicuramente l'aspetto che non ci dobbiamo mai dimenticare anche di indagare, perché quello che poi a volte succede è che certi aspetti si sta magari più attenti
prescrizione del farmaco, a registrare l'effetto collaterale, però magari bisogna ricordarsi di capire, anche quando discutiamo il piano terapeutico, di percepire, di chiedere alla paziente: ma se hai questo effetto collaterale piuttosto che quest'altro, cos'è che ti condiziona di più nel tuo quotidiano, nella tua vita, nelle tue attività? E questo è importante, però purtroppo dobbiamo dire che ci andrebbero ambulatori dedicati con personale formato, perché effettivamente tante volte non è facile catturare questi aspetti, ma ci stiamo lavorando.